Questo corso è disponibile anche in inglese per la tastiera americana e quella britannica, in francese per la tastiera francese, in spagnolo per la tastiera spagnola e quella latinoamericana, in italiano per la tastiera italiana ed in catalano per la tastiera spagnola. Troverai il link qui sotto nella descrizione del video. Per seguire questo corso non è necessario perdere tempo a scaricare né installare nessuna applicazione, è completamente online. Se vuoi imparare a modo tuo senza registrarti o vuoi provare il corso, basta andare su interdidactica.com. Una volta all'interno occorre acconsentire o gestire la pubblicità. In seguito fai clic sulla bandierina, quindi clicca al centro dello schermo, poi sul pulsante alunni ed alla fine sul pulsante entra senza registrarti. Come abbiamo spiegato nella lezione 7, registrarsi è semplicissimo. Ti permette di riprendere il corso da dove avevi interrotto la sessione precedente, comparire nella classifica di velocità ed ottenere il tuo diploma di dattilografia. Durante l'apprendimento della tastiera, la precisione è più importante della velocità. Pensi che sei lento? Ricorda che la tartaruga vinse sulla lepre. La costanza e la perseveranza vincono sempre. La costanza per mantenere la volontà e la disciplina. La perseveranza nel riconoscere e superare gli errori e le difficoltà che fanno parte del processo di apprendimento. Per confrontare i tuoi risultati con la media di tutti gli studenti registrati che seguono il corso in la bellissima lingua italiana, clicca prima sul pulsante Dati nella barra inferiore e poi sul pulsante Evoluzione nella colonna di sinistra. Puoi mettere in pausa questo video e confrontare entrambi i grafici. In questo possiamo notare come l'obiettivo di velocità lorda, fissato in 40 caratteri al minuto, sia stato praticamente sempre raggiunto. Non è successo lo stesso con il 95% dell'obiettivo di precisione, che è stato raggiunto meno frequentemente. Questo nonostante fosse stato chiarito fin dall'inizio del corso, già dalla prima lezione, ed eravamo d'accordo che nell'apprendimento della tastiera è più importante la precisione della velocità. Cercare di commettere il minor numero possibile di errori. Osserva come, quando la precisione diminuisce, tende anche a diminuire la velocità. Questo succede quando affrontiamo un esercizio con nuovi tasti, fino a quando non riusciamo a padroneggiarli, come in questa parte in cui stavamo iniziando a esercitarci con la riga superiore. Può anche succederci quando perdiamo la concentrazione, lamentandoci di aver commesso un errore. Dobbiamo scrivere come un robot, impassibili, imperturbabili, inespressivi, insensibili, niente «Ups, ho sbagliato di nuovo». Se perdiamo la concentrazione è meglio premere il pulsante ripetere esercizio, respirare profondamente e ricominciare da capo. Hai confrontato questo grafico con il tuo? Com'è andata? Quante volte hai raggiunto il 100% di precisione? Questa breve analisi comparativa
è stata resa possibile grazie agli studenti ed alle studentesse che si sono registrati, anche se lo hanno fatto in modo anonimo o con uno pseudonimo. A voi il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine. State aiutando voi stessi e gli altri. Grazie mille e complimenti per i buoni risultati che state ottenendo. Avanti, andiamo a esercitarci con il tasto della lettera R. 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 P. A. R. O. L. A. Spazio. P. O. T. E. R. E. Spazio. Ti piace questo corso? Invitami ad un caffè. Non ti resta che seguire le istruzioni che troverai nella descrizione del video o nella lezione. Grazie per il tuo sostegno. Se hai intenzione di iniziare il corso o l'hai già iniziato, metti da parte la timidezza e lascia anche tu il tuo commento. Raccontaci le tue impressioni, le tue aspettative, la tua esperienza finora. Sei contento dei tuoi progressi? Sei soddisfatto dei tuoi risultati? Quali chiavi ti resistono? Qual è il tuo obiettivo? Vuoi semplicemente imparare a digitare senza guardare la tastiera? Oppure hai intenzione di guidare la classifica di velocità? Hai trovato un errore o qualcosa che non funziona per te? Hai una domanda, un reclamo, un suggerimento? Non esitare ed esprimiti liberamente senza preoccuparti di errori di ortografia o di battitura. Stai ancora imparando. Hai già finito il corso? Com'è andato? Che velocità hai raggiunto? Hai già il diploma? Dai, raccontaci, condividi la tua esperienza. Che cosa state aspettando? Questa è una videolezione del corso di dattillografia di interdidattica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo. È disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.